Allora, vediamo di rispondere un po' a diversi messaggi che stanno arrivando. E, tra l'altro, volevo chiedere, prendo lei Presidente, perché giustamente ci sono alcuni messaggi che chiedono un po' un consiglio, un aiuto, forse per le vostre iniziative di sensibilità sul territorio per trovare lavoro. Allora, non siamo ufficio di collegamento assolutamente, sappiamo che ci sono delle iniziative di supporto, interpelliamo a questo punto ETRA, perché con servizi so che non può fare niente, sono bloccati praticamente, anzi hanno problemi a mantenere tutti i dipendenti. Che cosa state facendo? Ma diciamo, se posso usare un po' una piccola battuta provocatoria, questo pubblico che fa schifo però permette anche alla gente di poter trovare in via temporanea una forma di sollievo rispetto alle grandi difficoltà del momento e quindi in termini di occupazione. ETRA è da 2 anni, quest'anno sta ripetendo l'esperienza dove utilizza i propri utili, quindi non li mette in banca, non li porta all'estero, non li nasconde da qualche parte, ma li reimpiega per valorizzare il nostro territorio, che sosteniamo iniziative di lavoro in affiancamento con i comuni. Quindi è un'operazione che l'anno scorso ha dato possibilità a più di 400 persone di poter operare. Poi abbiamo trovato i comuni, come il comune di Vigonza, una grande solidarietà dove proprio facendo sistema, quindi la goccia di ciascuno diventa un mare grande, mentre se fosse il singolo soggetto rimane sempre una goccia. Queste iniziative sono state fatte. Che cosa fare? Beh, innanzitutto il primo passo è quello di avere il coraggio di manifestare le proprie difficoltà, perché oggi troviamo ancora tanta reticenza nel riconoscere che c'è una situazione di problema presso le strutture dedicate, quindi gli assistenti sociali piuttosto che gli uffici della Caritas, che poi trasmetteranno le informazioni a ETRA o alle altre realtà che operano in qualche modo per dare una risposta. È una piccola goccia, un piccolo mare, ma qualcosa si sta facendo. E quindi anche su questo qui c'è stata proprio l'opportunità del pubblico di essere un soggetto che coagula, incentiva e attiva questo tipo di dinamica. Ma come lo riusciamo a fare? Perché c'è una rete. C'è la rete dell'azienda, c'è la rete dell'istituzione che è la regione del comune, c'è la rete del mondo del volontariato che è la Caritas, c'è la rete anche delle fondazioni bancarie che contribuiscono. E dove ci sono progetti fatti bene, chiari, trasparenti, i soldi in qualche modo arrivano. Quindi queste persone molto concretamente cosa possono fare? Devono rivolgersi ai comuni di appartenenza? Si rivolgono agli assistenti sociali o agli sportelli della Caritas manifestando la propria difficoltà e poi in qualche modo ci sarà una graduatoria, una selezione che viene fatta per vedere la possibilità di poter dare lavoro. Sono cose al momento un po' tampone perché sono per 6-9 mesi di occupazione, ma in qualche modo insomma è già un po' un respiro. È qualcosa per poter avere una prospettiva e soprattutto per non dover andare a fare la carità, ma per potersi guadagnare con la fatica del lavoro anche la pagnotta e il mantenimento delle proprie famiglie. Con dignità come dovrebbe essere. Rispondiamo un po' al messaggio. Sì, ho letto il messaggio sull'IMU del disoccupato. Premesso che i comuni, i sindaci sono rappresentativi di tutta la comunità si fa carico delle difficoltà delle persone, quindi quando dicevo prima la gente fa la fila per pagare l'IMU, certo la gente che può pagare l'IMU fa la fila per pagare l'IMU, ma chi non ha la possibilità di farlo in condizioni oggettivamente difficili trova sempre ascolto in quello che per noi, ma in tutti i comuni nostri, è una cosa regolare, cioè i nostri servizi sociali, le persone dei servizi sociali hanno proprio tra gli altri compiti anche il compito di ascoltare queste persone e di verificare chiaramente se tutto è vero e anche dopo l'onere ma anche l'onore tra virgolette di aiutare queste persone. Non si lascia nessuno per strada e l'argomento accennato prima dal Presidente è un argomento di elevatissima qualità e il merito va proprio a lui, è il Presidente Svegliado che ha sollevato il problema e ha trovato il sistema che naturalmente non elimina tutte le esigenze, no? Ma il sistema è quello di aiutare con gli utili della società come con altre partecipazioni chi è in difficoltà. Devo dire che appunto era una cosa talmente innovativa che la Regione non la capiva. Ed è un esempio di quello, magari su altro posto, è un esempio di come siamo ridotti. Bisogna toccare con mano le esigenze per trovare poi i sistemi non con le vecchie regole, ma con regole che devono, come giustamente si diceva prima, con regole che devono anticipare, non chiudere i buchi vecchi. E queste intuizioni che fanno grandi noi, che fanno grandi gli italiani, che non sono dappertutto, devono essere sfruttate.
tornando al messaggio, chi è in difficoltà non è mai lasciato solo. Certamente c'è un percorso da fare, ma basta rivolgersi agli uffici e alle persone che hanno per mestiere questo compito. Direttore Mazzonetto, lei cosa dice? E anche volevo chiederle una regola fondamentale che dovrebbe essere istituita proprio per venire incontro a questo tipo di provocazione sull'illegalità e quindi per avere legalità. Lei che proprio ha la vision di un po' tutte le aziende e che manca. Intanto l'esempio portato che un'azienda a capitale pubblico in un momento di grande crisi dove nessuno assume, anzi si chiude, e che invece aiuta e quindi fa da ammortizzatore sociale. E ancora una volta, perché siamo in un'altra crisi in cui le aziende pubbliche, anche le ex municipalizzate, quando erano nate negli anni difficili in cui hanno fatto da ammortizzatore sociale quando i privati chiudevano le fabbriche e quindi, è vero, diventavano carrozzoni, certo, erano sovraffollate di personale, certo, perché? Perché era personale che uscivano dalle aziende private e che entravano nelle aziende pubbliche. Regole, guardate che in questo momento, proprio ieri, fresca, guardavo un bando, 5 milioni di euro, Regione Veneto, per la formazione e l'inserimento di persone che uscite dal mondo produttivo. Pensavo di poter accedere e quindi presentare come Confservizi a favore delle aziende pubbliche, poi scorrendo leggo che il tutto è blindato per le aziende private. Perché le aziende a capitale pubblico non possono, stiamo parlando di 5 milioni di euro. Bene, andranno 5 milioni di euro ai privati, si sappia questo, si sappia che i privati anche loro accedono a fondi pubblici. Ecco, questo spesso non viene saputo, non viene capito anche, spero, da chi ci ascolta. Non è di dominio pubblico queste cose qui. Ecco, 5 milioni che vengono immessi per la formazione di personale che poi deve comunque essere impiegato in aziende private, gratuitamente le aziende private, quindi avranno del personale formato da mettere dentro a costo zero. Basta che ne approfittino poi di questa opportunità. Cioè anche poi queste aziende private, allora qui andiamo alle regole, le controlliamo dopo, perché l'azienda pubblica sicuramente è controllata, ma poi su questo l'azienda privata viene controllata, che quel personale viene poi impiegato, pim pum pam, che quindi quei 5 milioni vengono veramente spesi. Bene, ecco, è qui perché l'azienda a capitale pubblico non può accedere a questo? Assolutamente. Cioè, invece deve utilizzare degli utili che potrebbero essere reinvestiti in servizi migliori, aumentare la qualità del servizio, perché aumentare la qualità del servizio poi vuol dire abbassare tariffe e dare, quindi è un vortice, che è una spirale che porta all'ingiù, mentre invece un'economia di un'azienda, il vortice è un vortice che deve salire. Sì, no, ma è verissimo questo. Okay? Mentre invece il privato che è in difficoltà si trova altre risorse per risalire. Basta. Basta, perché abbiamo visto, allora ritorniamo a certe privatizzazioni che sono in bocca di tutti, che adesso verranno sempre più numerose. Telecom, eccetera, eccetera, che sono veramente ulteriormente delle voragini in mano ai privati. Ecco, per non parlare dei privati esteri tanto invocati da certi governi che stanno poi delocalizzando, lasciano a casa centinaia di persone e saluti e baci, quindi hanno portato via il nostro know-how, la nostra manodopera, però dopo se le portano la manifattura all'estero. Siamo in chiusura, Presidente, ricordiamo il convegno aperto tutti a Vigonza, sabato mattina, proprio in centro, no, Sindaco? Di fronte al municipio. Di fronte al municipio, quindi è un provocatorio interessante anche per le partecipazioni che ci saranno, gli interlocutori eccetera. Una regola, anche lei la stessa domanda, visto che lei parlava di regole, l'ho chiesta al direttore, a lei che cosa sente nel vostro settore ovviamente. Nel nostro settore, una regola che vorrei ci fosse, sì. La regola della chiarezza.
Nel senso che vorrei che il legislatore, quando fa le regole e le leggi, sapesse di cosa parla. Ecco, quindi la regola che la regola aurea, che è proprio questa, quindi la competenza e anche la flessibilità e l'adattabilità, perché nei momenti di emergenza come sono quelli di questa situazione non possiamo rincorrere la burocrazia e il borbonismo di alcune forme, ci vuole adattarsi alle situazioni. Quello che diceva prima il sindaco, non è possibile che per poter avere un decreto che sostiene il lavoro dobbiamo andare a battere i pugni sul tavolo di una regione che poi per fortuna l'ha capito e si è messa al nostro fianco, perché siamo in guerra. In tempi di guerra bisogna avere la velocità di chi prende delle decisioni e le capacità di decidere. Grazie, siamo arrivati al termine, grazie al Presidente di ETRA, grazie al Direttore di Confservizi Mazzonetto, grazie al Sindaco Nunzio Tacchetto di Vigonza, grazie a voi di averci iscritto, di aver partecipato, noi come sempre ci rivediamo lunedì.